Dare continuità, è questo l'imperativo per il Castelnuovo del Garda che affronta il Mestrino United, squadra padovana e reduce dalla sconfitta contro il Limena nell'ultimo turno in una trasferta che si prospetta insidiosa e delicata. Inizia il match e dopo 7 minuti il Castelnuovo bussa già alla porta avversaria difesa da Corasaniti Alberto. Vignotti è bravo perché pressa alto e conquista un pallone molto interessante che serve dentro l'area di rigore per Quintarelli che segna, ma la bandierina è alta, fuori gioco. Ci prova ancora il Castelnuovo, questa volta da punizione. Il cross è lungo sul secondo palo ma si trasforma in un nulla di fatto perché l'arbitro fischia un fallo in attacco. Dopo 11 minuti sono ancora gli ospiti a rendersi pericolosi. Il tutto parte da una rimessa laterale che trova la deviazione vincente di testa, utile a favorire la velocità e la ripartenza di Quintarelli. Bravo però il difensore avversario Salvatore Corrado ad anticipare e mettere il pallone in corner. Tanti gli errori del Mestrino, specie a centrocampo. Anche questa volta è bravissimo Quintarelli ad approfittarne ancora una volta. Prova il tiro da lontano, che però finisce alto. Ancora il Castelnuovo che questa volta ci prova da destra, avanzi per Tanaglia che crossa morbido dentro l'area. Sabaini la tocca leggermente ma la retroguardia avversaria se la cava e tira un sospiro di sollievo. 31esimo, anche Tanaglia prova ad entrare nel vivo della gara, ma la sua punizione finisce alta. Il primo squillo dei padroni di casa arriva al 40esimo, fallo di Avesagni, punizione dal limite dell'area per il Mestrino. Il pallone arriva sul secondo palo e dopo alcune ribattute e qualche rimpallo finisce sui piedi del giocatore avversario che calcia comodamente tra le braccia di Dal Bosco. Finisce il primo tempo in attacco il Mestrino. 2 minuti più tardi, infatti, Nalesso serve Rampazzo che accompagna sulla destra, calcia, ma il tiro finisce largo. La prima frazione di gioco termina dopo 2 minuti di recupero sullo 0-0. Serve qualcosa in più ad entrambe le squadre per sbloccare la partita. Lo sa bene il Castelnuovo che al 47esimo trova la rete del vantaggio, avanzi e allarga subito per Pellegrino che crossa in mezzo all'area trovando la deviazione di Villatora che permette al pallone di arrivare perfetto sulla testa di Vignotti che è più scaltro e insacca comodamente il pallone in rete. Cambia il tabellino, il Castelnuovo è avanti 1-0. Ripartenza ancora del Castelnuovo a campo aperto, Forestana allarga per Quintarelli, carica il destro ma il difensore avversario dice no e concede corner. Al 62esimo, dopo un buon recupero, i neroverdi ripartono in contropiede. Quintarelli viene servito con un'ottima palla in mezzo a due, riesce ad arrivare al tiro da posizione defilata, ma il pallone è blando e non impensierisce il portiere avversario. I ragazzi di Mister Vecchioni devono tener duro e non abbassare la guardia. Il Mestrino infatti torna ad impensierire la retroguardia neroverde all'82esimo. Fortunatamente il tiro di Bernardello finisce alto. All'occasione per chiudere definitivamente il match Odinelli che solo davanti al portiere si fa ipnotizzare da Corasaniti, bravo a rimanere in piedi fino all'ultimo. Il difensore del Mestrino prova a spazzare ma il pallone torna sui piedi di Gallo che con il destro spara alto fuori. Il Mestrino ci crede, il pallone arriva a Maniscalco che calcia di destro trovando una deviazione pericolosissima salvata in extremis da Sabaini in spaccata tra le polemiche avversarie, ma non è finita perché nella stessa azione c'è anche la traversa di Rampazzo a fermare i padroni di casa. Finisce qui, dopo la sofferenza finale che ci ha tenuti tutti in apnea, il Castelnuovo può tornare a respirare grazie al gol di Vignotti, triplice fischio e 3 punti d'ossigeno. Bravi ragazzi, ora testa alla prossima.